Mi avete sentito un po' il clamore in questi ultimi giorni relativo ai giochi del Mediterraneo. Siamo ovviamente tutti in tensione e protesi a risolvere i problemi, però facciamo un po' di chiarezza. Intanto questa città dobbiamo imparare ad amarla. Troppe persone ne abusano, strumentalizzano, rovinano la sua reputazione. Ovviamente i giochi del Mediterraneo non sono una sagra un po' più grande per l'estate del 2026, sono un'enorme manifestazione internazionale con 26 paesi, migliaia di atleti, tanti impianti, tante complessità. Di recente ha avuto problemi simili Milano Cortina con le Olimpiadi invernali dello stesso anno, con la differenza che Milano Cortina questo e altri governi precedenti hanno stanziato già più di 2 miliardi di euro. Per Taranto, come al solito al sud, continuiamo a litigare e a combattere per 150 milioni già autorizzati, rendicontati dal CIPE e da una delibera del CIS Taranto. Dobbiamo metterci a lavoro perché ci sono aspetti tecnici che legittimamente il nuovo governo vuole approfondire e noi abbiamo il dovere di essere rassicuranti con loro, ma poi c'è un aspetto di contesto. Non si può non comprendere che i giochi del Mediterraneo per Taranto sono quello che chiamiamo sempre un grande test di resilienza su come cambierà il modello di sviluppo, la mobilità, l'urbanistica, la cultura di questa città e la sua proiezione in ambito internazionale. Se non lavoriamo tutti insieme per questo obiettivo avremo fatto male a Taranto, guardate, non al sindaco o a una parte politica, e io spero che chi è più grande di me, più importante di me, queste cose le capisca, si sieda presto al tavolo, risolva gli aspetti tecnici. Per una lettera, quella del governo, che è arrivata venerdì scorso a uffici chiusi, devo dire che legittimamente, come dicevo, chiede delle cose, ma in molti altri casi è veramente poco accurata, molto strumentale. Quindi cerchiamo di non sparare sempre ad alzo zero su questa città e sul suo futuro e mettiamoci al lavoro, perché i giochi li completeremo, questo è poco ma sicuro. E a Taranto in particolare, come sapete, dal nuovo stadio Iacovone allo stadio del nuoto, passando per lo stadio di atletica, siamo già al lavoro con le nostre risorse.